po' le realtà del privato sociale che hanno costruito e che hanno iniziato un percorso che è partito nel 2009. Ci siamo visti come CNCA, Opera Don Calabria, Papa Giovanni e CNCM, e arriviamo fuori da una stagione in cui, nel 2009, in cui c'era stato un percorso di chiusura degli istituti e un percorso anche di eccellenza rispetto a quelli che erano le politiche minorili a livello regionale. Avevamo costruito delle linee guida importantissime, semplicemente proprio per chiedere a livello nazionale rispetto alla capacità di costruire e di fare sintesi, e trovavamo difficoltà nell'interloquire con le istituzioni regionali per rilanciare in funzione dei cambiamenti anche sociali, quello che come osservatorio privilegiato avevamo modo di vedere, per cercare in qualche modo di costruire delle forme di pensiero che fossero di tipo strategico e che andassero appunto agli interessi dei bambini e degli adolescenti che accogliamo nelle nostre strutture. Credo che l'elemento del pensiero di fondo che ci ha portato ad aprirci è stato quello di dirci che guardare il mondo con gli occhi dei diritti dei bambini significava pensare che potevamo interloquire con tutti coloro che a vario titolo nella quotidianità si occupano della loro cura, della loro istruzione, della loro protezione. E il tavolo quindi ha preso, si è allargato, tanto che, come diceva il Don, per modo di vedere da quante realtà è composto, molto eterogenee, che passano dal mondo del volontariato alla realtà accademica a figure professionali che operano nel mondo della tutela e della protezione, e la campagna che è partita l'anno scorso ha visto, se lo lascia il segno giusto, ha avuto un successo che anche noi in qualche modo ci ha stupito. Ci sono state 200 iniziative regionali, 11 seminari, abbiamo toccato con i social network abbiamo avuto circa 1 milione di contatti, e abbiamo pensato quest'anno che la campagna potesse proporsi, mettendo al centro il 15 maggio, che abbiamo individuato come una giornata così simbolica contro il maltrattamento dell'infanzia e dell'adolescenza, di coinvolgere anche i territori e gli amministratori, perché venisse intitolata in ogni comune del Veneto una via ai diritti dei bambini. E questo perché la logica e il rischio è, quando si parla di diritti dei bambini, che sia una concezione piuttosto astratta. Noi pensiamo invece che riuscire a creare nel territorio, anche attraverso la toponomastica, un luogo fisico che possa creare attenzione, possa diventare in primo luogo un modo per riconoscere tutti coloro che a vario titolo quotidianamente si occupano della protezione, della cura, dell'istruzione, dell'educazione e della tutela dei bambini, e che questo potesse diventare anche uno stimolo per le amministrazioni, per dire: cercate, magari, questo è anche un invito, ogni anno di trovare un momento per potervi confrontare e dirvi che state facendo, che si può fare e qual è la programmazione che si può porre in essere per andare in questa direzione, rispetto anche al documento che abbiamo costruito insieme. Che significa diritti dei bambini? Significa cura, significa protezione, significa tutela, significa ascolto, quindi partecipazione. In questi anni i ragazzi che abbiamo seguito anche come privato sociale, come organizzazioni, come comunità, come famiglie filiali, come case famiglia, li abbiamo anche ascoltati e ci hanno anche detto quello che per loro sarebbe opportuno gli adulti facessero per dare un reale ascolto rispetto a quelli che sono i loro bisogni. E in questa direzione noi siamo anche andati, cioè quella di essere in qualche modo loro portavoce, e sappiamo che i bambini non votano, questa sembrerà una banalità, però come dire, dal punto di vista del peso politico che hanno, se non c'è qualcuno che in qualche modo li tutela, il rischio è che nessuno poi nella realtà li metta al primo posto rispetto a un patto generazionale che dovrebbe vederci come società civile esattamente centrati con una priorità che dovrebbe
potrebbe essere questa. Sappiamo che il Veneto, dagli ultimi dati che abbiamo, risulta essere una delle regioni che allontana meno ad esempio dalla famiglia. Però ad esempio l'osservatorio regionale non ci fornisce più dati da anni, quindi banalmente non riusciamo a costruire un percorso di elaborazione di come si allontana, perché si allontana, quando si allontana. Questo per dirvi che per noi sarebbe necessario ripristinare luoghi di confronto che non partissero attraverso forme di autoconvocazione. Perché nell'immaginario collettivo spesso le agenzie di stampa piuttosto che le televisioni raccontano di bambini allontanati dalle famiglie in condizioni, come dire, di quasi violenza nei confronti dei genitori. Noi sappiamo molto bene che i decreti dei tribunali, tra l'altro la legge italiana prevede che non si possa allontanare un bambino per condizioni di povertà economica, quindi questa è una cosa che non si dice mai, ma la legge italiana lo prevede, e che il bambino ha diritto a crescere all'interno della cooperativa. Quindi normalmente o abbiamo giudici che non applicano la legge, non ho oggi notizia in questo senso, o molto probabilmente ci saranno condizioni di maltrattamento, di abuso e di violenza nei loro confronti importanti. Quindi il senso e il desiderio è anche questo, quello di ritrovare all'interno delle istituzioni proposte, prima la regione, dei luoghi per poterci confrontare, per poter discutere, perché, e lo dico banalmente, non è sempre necessario allontanare dalla famiglia. Addirittura si potrebbe, nel nostro pensiero, lavorare con una famiglia d'origine, anche con famiglie che risultano particolarmente comunità scassate. E invece in una logica dove i mass media spesso ci dipingono come coloro che rapiscono i bambini, veniamo spesso messi in contrapposizione. Già il termine allontanare costituisce, come dire, un elemento giudicante. Sappiamo quanto la famiglia in Italia è importante e quanto poi allontanare diventa anche un modo per dare un aggettivo che è in qualche modo giudicante, etichettante in senso negativo. Anche quest'anno faremo una serie di iniziative, vi invito a seguirci nei social network e nel sito. Concludo con una frase di Rousseau, citato nell'Emilio, che è uno dei primi testi che definiscono quello che dovrebbe essere un percorso educativo di un adolescente, Emilio. E dice che l'educazione per guadagnare tempo bisogna perdere. Noi pensiamo che ne stiamo perdendo, tutti quelli che sono qui lo fanno tutto gratuito e sottaggono tempo alla loro vita privata, alla loro professione. Certo, un po' una pedagogia della lumaca, andiamo piano, però siamo fiduciosi e ottimisti che riusciremo prima o poi a trovare anche spazi diversi rispetto a quelli